dunque ieri abbiamo pubblicato, anche con un intervento video, il resoconto della tappa del presidente della regione Nello Musumeci a Racalmuto, tra l'incontro con gli amministratori locali e poi la visita alla Fondazione Sciascia. Oggi invece ecco l'intervento e le immagini relative alla cerimonia di riapertura della casa di Leonardo Sciascia. Egli ha interpretato il pessimismo di una Sicilia che conosceva fra le pieghe della rassegnazione, della sofferenza, del sacrificio. Io credo che oggi si stia realizzando a Racalmuto una iniziativa di grande significato, soprattutto perché sostenuta dai cittadini emigrati, quindi un valore legato anche al radicamento e al significato della identità.